La campanella chiama i concorrenti alla ripetizione della corsa. Ovviamente non partecipa il numero 7, Carabella. 8 dietro le ali della macchina. Numero 1 Clario, Lorenzo Baldi. 2 Corallo Pisano, Carlo Udorovic. 3 Canadian AS, Vincenzo Gallo. 4 Cobalto di No, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. 5 Chimera Gallo, Antonio Velotti. 6 Sher e K, Andrea Farolfi. 8 Quantro, Alessandro Gocciadoro. 9 Caronte, 3B, Manuel Pistone. Problemi per Sher e K, che galoppa e continua a galoppare. E Sher e K è praticamente fuori corsa quando l'autostart entra in retta e li lascia. Più veloce è ancora una volta Canadian AS con all'esterno Cobalto di No, mentre è un impasse il favorito della corsa Caronte 3B che sbanda all'esterno. Viene ripreso da Manuel Pistone, riportato in coda al gruppo. Va a sfilare Cobalto di No dopo 200 metri ed è in vantaggio nei confronti di Canadian AS. Poi Corallo Pisano, mentre viene via con decisione Chimera Gall, che non aveva fatto partenza, anche memore del primo tentativo è andato abbastanza a vuoto. E sposta Corallo Pisano. Dopo 400 metri Corallo anticipa Chimera, la quale risale in terza ruota, va a portarsi all'esterno di Cobalto di No. Dopo i primi 600 metri passati in 45,2 sul mio cronometro. Cobalto di No in vantaggio, Canadian S seconda posizione. Poi Chimera Galla allo scoperto si trascina Corallo Pisano in terza pariglia esterna, Caronte 3B che chiude allo steccato Quantro. Terza lungo la corda è Clario. 1 minuto e 4 decimi per la metà gara. Muove in mezzo alla pista Caronte 3B, dall'ultima posizione va ad affiancare Corallo Pisano, cerca di portarsi sulla testa della corsa, quando il primo chilometro se ne va in 1:15,9, allunga allora deciso Cobalto di No, che cerca di scappare da Canadian S, Caronte 3B che è produttiva in mezzo alla pista, si sposta dai birilli anche Clario, quando siamo a 400 dalla conclusione, la dritta di là passata in 14, in vantaggio Cobalto di No che cerca la fuga da Caronte 3B che prova ad andarlo ad inseguire, poi Quantro che si libera dalla quarta posizione lungo i birilli, la piegata conclusiva passata da Cobalto di No addirittura in 13,8, è in vantaggio, prova a buttarsi di dentro Caronte 3B che va all'attacco, in mezzo alla pista c'è Quantro, insiste Caronte su Cobalto, Caronte 3B nel finale vince e allora anche qualcosa dall'alto, forse la compagna di training Carabella in aiuto di Caronte 3B che vince questa sesta corsa. Manuel Pistone per Gaspare Loverde, i colori della scuderia, super fantastica. Riapprezziamo nelle immagini il successo da parte di Caronte 3B. Al secondo posto è Cobalto di No, al terzo Quantro, i due sono vicini e in fotografia. La vittoria di Caronte 3B.